Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora potrà dispiacere molto a lor signori, potrà dispiacere molto alle vestali del politicamente corretto e ai meditabondi pensatori del pensiero unico, ma siamo ancora in Occidente, cioè c'è ancora libertà di parola ed espressione in Italia e questa dal nostro punto di vista non può che essere una buona notizia. È infatti una buona notizia che il GIP militare di Roma abbia archiviato le denunce che erano state presentate da varie associazioni contro il generale, attualmente europarlamentare leghista, Roberto Vannacci, per il suo libro bestseller Il mondo al contrario. E le accuse erano pesanti. Quella principale, quella ampiamente strombazzata ovviamente dal mainstream, era quella di istigazione all'odio razziale. Ebbene, per il GIP nessuna di queste accuse sta in piedi. Rimane da accertare un'eventuale diciamo diffamazione specifica legata a uno specifico militare, ma una vicenda appunto residuale che riguarda questa persona. Non riguarda quelli che sembravano e erano infatti reati d'opinione contestati a Vannacci, e grazie a Dio oggi in Italia non possono esistere reati d'opinione, ce lo dice il GIP militare di Roma. Tra l'altro questa archiviazione avviene a ruota della conclusione positiva per il generale Vannacci anche sulla vicenda della querela mossa da Paola Enogu, no? La pallavolista che si era sentita a sua volta diffamata da Vannacci. E quindi insomma qual è veramente l'ottima notizia per noi, non buona al di là del generale stesso? È che è questa, che si può ancora pensare, scrivere, proporre idee che non siano quelle preconfezionate, giudicate accettabili nella come dire, buona e progressista società. Sì, perché il mondo al contrario non aveva alcuna tesi come dire di discriminazione razziale. Qual è l'operazione, diciamo, che aveva fatto il generale Vannacci? Sostanzialmente su due versanti si muoveva il libro e si muove la sua, diciamo, contestazione del mainstream. Uno è tutto il libro poggiava sulla contestazione al fatto che sia scontato che esista questa sorta di dittatura delle minoranze, per cui le varie rivendicazioni, paranoie o addirittura imposizioni di ogni singola minoranza sommate vanno a come dire, comporre un alfabeto del discorso pubblico da cui non ci si può discostare. No, sì, ci si può discostare perché appunto siamo ancora in Occidente. Diciamo che Vannacci contestava quella che il grande sociologo canadese Boccotè chiama utopia diversitaria, cioè l'idea che il diverso in quanto tale, l'altro in quanto tale, sia l'immigrato, l'appartenente alle minoranze LGBTQ, qualunque consonante vogliate aggiungerci, tutto ma non l'uomo occidentale, diciamo canonico, sia il bene. No, Vannacci discuteva questa tesi. Vannacci discuteva anche quella che un altro grande pensatore come Robert Hughes chiamava cultura del pianisteo, cioè discuteva che il pianisteo di queste minoranze appunto fosse, come dire, l'unica forma accettabile di discussione pubblica, e che qualunque cosa venisse messa nel mirino da questo pianisteo fosse cattiva in sé. No, si può contestare il pianisteo politicamente corretto, lo si può fare in un libro che può essere scritto bene o male, non sarà la Recherche di Proust ovviamente, ma si può ancora fare. Non esiste ancora oggi in Italia un soviet delle parole e dei pensieri, un soviet politicamente corretto. Quindi non siamo ancora totalmente un mondo al contrario, e quindi una buona notizia per Vannacci, ma al di là di Vannacci, al di là si condividano i toni o il merito di alcune singole affermazioni di Vannacci, noi non le condividiamo in toto, soprattutto i toni. Alcuni sono stati anche, diciamo, controproducenti per la stessa battaglia che voleva fare, ma la battaglia sul free speech era sacrosanta, e oggi è un ottimo giorno
per tutti gli uomini liberi. Grazie a tutti, a domattina.